Fedaia chiuso da questa mattina in attesa dell'arrivo della corsa in rosa di domani pomeriggio. E allora ecco che chi non si vuole perdere il tappone alpino della edizione numero 105 del Giro d'Italia già da ieri sera si è accampato lungo gli ultimi e più spettacolari chilometri del percorso. L'anno scorso non sono passati, quest'anno speriamo che il tempo tenga e che tutto vada bene. Già sul Fedaia per il Giro d'Italia? Noi sì, siamo già da ieri sera. Cosa vi spinge a venire così tanto prima? La passione per il ciclismo. Come si fa a non venire a vedere il Giro d'Italia? Le montagne. Il resto è un po' mediocre, ma le montagne. Già sul Fedaia per il Giro? Sì, Qual è il bello? tutto. Non necessariamente chi sul Fedaia arriverà in rosa, ma si può dire che certamente chi sul Fedaia indosserà la penultima maglia rosa sarà destinato il giorno dopo a raccogliere l'eredità del colombiano Egan Arley Bernal Gomez, trionfatore dell'edizione 2021. Il bello del vedere è il loro sforzo, vedere quanta passione hanno loro, quanta fatica fanno e in un contesto meraviglioso che è queste montagne, queste salite, il verde. Si può venire quando si vuole, si può stare quanto si vuole e vedere i corridori che soffrono. Guardarli all'arrivo capisci veramente, vedi una vita del ciclista dagli occhi. Sguardo perso, smarrito, vuoto, senza energie perché hanno dato tutto fino all'ultimo centimetro della linea del traguardo.